Onori ai caduti. Onori ai caduti. Una corona di fiori nel luogo della strage è stata deposta stamani dal prefetto di Palermo Giuseppe Forlano, dal questore Cortese e dalla sorella di Giovanni Falcone Maria, presente la vedova del caposcorta Tina Montinari, dopo il suono del silenzio per ricordare quello che avvenne 28 anni fa, la strage di Capaci. Una giornata particolare quella di oggi per la sorella di Giovanni Falcone Maria, in quanto si esce da un isolamento che ci ha provato tutti e che l'Italia nei momenti gravi viene salvata dalle persone che sanno fare il proprio dovere. Oggi è una giornata particolare, usciamo appena da una settimana da un lockdown che ci ha provato tutti, ci ha provato fisicamente e spiritualmente, ma ci ha resi consapevoli che l'Italia nei momenti gravi viene salvata soltanto dalle persone che sanno fare il proprio dovere. Ecco perché questa giornata ha un sapore particolare, il sapore della memoria, non solo per chi è morto qui a Capaci, e fra qualche giorno ricorderemo quelli che sono morti in via D'Amelio per quell'anno terribile che fu il 1992, ma per ricordare tutti i nostri morti del 2020, tutti i medici, gli infermieri, i ragazzi dei supermercati, i rider, i ragazzi delle forze dell'ordine, tutti quelli che sono morti per garantire a noi una vita che senza il loro aiuto non sarebbe stata possibile. Perché ti ricordi insomma di quel ragazzone? Io ancora oggi guardo le foto e ho un marito che in questo luogo ha fatto il proprio dovere, è saltato in aria, un marito che aveva 29 anni e quindi questo ti fa male veramente tanto, ti fa male proprio perché insomma non è venuta fuori quella verità che noi ci stiamo aspettando. E quindi è quello che chiediamo, io lo chiedo a nome di tutti i familiari, perché è doveroso da parte dello Stato farci sapere la verità. E uno Stato, se vuole rispetto, deve tutelare la giustizia, e giustizia per tutti quanti noi. Non possiamo parlare ai giovani se poi insomma non sappiamo le verità. Non possiamo farlo, non possiamo pretendere che i giovani scendano in piazza, che i giovani fanno la lotta alla mafia, insomma, e poi noi non diamo le verità. È una responsabilità, ma questa responsabilità io me la sono assunta dal momento che ho sposato Antonio Montinaro. Si sposano poliziotti, tutta la famiglia entra in polizia. Allora se qualcuno pensava quel giorno è finito tutto, no, si sono sbagliata, perché c'è la moglie di Antonio Montinaro che continua ad andare avanti, che chiede giustizia. Io il messaggio che posso lanciare ai giovani è quello che devono essere curiosi e devono anche loro devono cercare la verità. Perché penso che sia insomma la cosa più bella, e devono essere migliori dei propri genitori, che forse noi non siamo stati tanto bravi. È un posto che è chiaro, mi ricorda mio marito, mi fa ricordare, però non solo le cose brutte, mi fa ricordare il sorriso di mio marito, la caparbietà, la sua determinazione, il suo coraggio, e quindi è un luogo che mi dà tanto, che mi riempie sia in modo negativo che in modo positivo.
lenzuoli bianchi che la Fondazione Falcone ha chiesto agli italiani di esporre non soltanto a Palermo, so che in molte città d'Italia, forse in tutta Italia, le persone che da questa giornata, da questa memoria traggono le ragioni di un contrasto alla mafia che non è solo siciliana, non può essere solo siciliana, ma deve essere un movimento nazionale, perché legalità e sviluppo oggi al tempo del coronavirus devono andare di pari passo, sono legati indissolubilmente, e quindi la memoria che noi facciamo, il ricordo di questi eroi, ma è soprattutto il monito che loro ci danno, e il monito è quello di non abbassare la guardia e attraverso il loro esempio rafforzare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni.